Un cambiamento per offrire un servizio più completo. A Bigolino di Valdobbiadene nasce Plavismed, nuova realtà sanitaria che prende il posto della precedente struttura. La sede si sposta in piazza Monsignor Guadagnini 9, con un nome rinnovato e servizi ampliati. I servizi sono aumentati, noi ci siamo un po' ingranditi, oltre a fare i servizi, diciamo, infermieristici che abbiamo eseguito nell'arco di questi anni, adesso abbiamo incrementato anche con il discorso dei specialisti e continuiamo a fare il nostro punto prelievi. I 6 anni sono stati tra alti e bassi, tra Covid, che ci ha dato una bella strigliata dal punto di vista di quello che è stato, diciamo, la normalità, tutti lo sappiamo, e per noi è stata una batosta per quanto riguarda tamponi e quant'altro. Però ci ha fatto una cassa di risonanza molto ampia e, diciamo così, tanti clienti ci conoscono per quello, ma non abbiamo fatto solo quello, abbiamo fatto anche altre cose e le soddisfazioni sono state tantissime. Un bel déjà vu, come diceva Marco, anche per me, perché sono passati appunto 6 anni, eravamo sempre noi tre in questa situazione a parlare di quella che era la nostra attività. E abbiamo ampliato un po' il servizio, come diceva Marco, appunto con degli specialisti medici e abbiamo optato anche per un'altra realtà di laboratorio, che è una realtà molto strutturata, è radicata sul territorio veneto anche dai primi anni 70, quindi è una garanzia sicuramente in termini di qualità, è un laboratorio accreditato insomma, indipendentemente da questo, noi siamo stati sì, siamo con un partner solido, ma siamo comunque sempre qui come all'epoca con la semplicità di allora per dare la nostra presenza e il nostro supporto a chi ha bisogno fondamentalmente. La prestazione infermieristica, nonostante i servizi nuovi, rimane e siamo sempre qui. Tra le novità, un nuovo collaboratore nel centro prelievi e un'offerta sanitaria potenziata. Ci siamo incontrati, l'avevamo già conosciuta 6 anni fa Butterfly, perché comunque è un laboratorio conosciutissimo privato, ma comunque accreditato del Veneto, precisamente di Vicenza. Ci siamo conosciuti, ci siamo ritrovati adesso, diciamo così, questi 6 mesi a sta parte, c'è stata, diciamo così, una scintilla, specie perché il titolare del laboratorio è è di queste parti, cioè la mamma è di queste parti e ci teneva ad avere una partnership con noi, insomma. E quindi, siamo felicissimi, cioè loro sono contenti di aver il nostro territorio, proprio anche per un motivo quasi campanilistico, e noi siamo contenti perché diciamo che abbiamo una Ferrari come laboratorio. Per Valdobbiadene è sicuramente un'ottima notizia e ringraziamo Luca e Marco, tutto lo staff e la Butterfly per aver ulteriormente creduto nel spostarsi, ampliandosi con i servizi sanitari, insomma, di cui tutti noi abbiamo bisogno. Per me è stata oggi anche l'occasione per ringraziare pubblicamente, perché non l'avevo mai fatto prima, Luca e Marco, che il loro staff, che negli anni del Covid, soprattutto nei momenti più difficili, hanno dato assistenza anche a domicilio a tante persone che avevano bisogno. Quindi il fatto che oggi siamo qui in tanti a salutare e ringraziarli, credo che sia anche per tutto quello che continuano a dare, non limitandosi al semplice lavoro, ma vedendo nel proprio lavoro un servizio che viene dato alle persone, soprattutto a quelle che sono magari più fragili o che hanno più bisogno di servizi sanitari. A me piace pensare a Valdobbiadene come un paese con i cittadini che tengono molto alla salute, al benessere, con iniziative anche di prevenzione come le camminate e affidandosi poi ai professionisti della sanità, come possiamo qui a Bigolino godere tutti quanti. Quindi bocca al lupo, buon lavoro a tutti, perché il lavoro che fate, insomma, è essenziale per tutti noi, per le nostre famiglie. La gente potrà trovare Marco e Luca insieme a Veronica ed Elvira che continueranno a garantire assistenza con professionalità e accoglienza. La gente che servizi trova? Beh, gli stessi di sempre, quindi le prestazioni infermieristiche, i prelievi del sangue, poi abbiamo già degli specialisti medici
Chiaro che stiamo comunque costruendo l'ambulatorio, al momento abbiamo già il dermatologo, la dermatologa, abbiamo il chirurgo per piccoli interventi di rimozione nei, piccole cisti, abbiamo l'ottorino, abbiamo l'ortopedico che è iniziato la settimana scorsa, e poi avremo l'allergologa e il pneumologo, e abbiamo l'ambizione di avere anche un medico di medicina generale che ci venga a fare delle visite generiche per chi ha difficoltà in termini di tempistiche di appuntamento. E poi l'idea è quella comunque di implementare, ma andiamo step by step, come si dice, pian piano ci arriveremo. Non abbiamo l'ambizione di crescere improvvisamente e di avere chissà quali risultati, abbiamo la volontà di metterci a disposizione fondamentalmente.